كبيرة سالم الرباوي وصل الآن إلى كلمة حر الحرير إيطاليا كان الحرير بس الوقت ولا سنين. Buonasera, oggi ci troviamo qui di nuovo senza parole di fronte all'ennesimo crimine del regime militare egiziano. Lunedì 28 aprile 2014 il tribunale della città di Minya ha condannato a morte 683 persone, dopo averne condannati in precedenza altre 529. Le accuse sono ridicole e la durata della seduta è un insulto alla dignità dell'uomo. Se per ogni condannato il tribunale avesse dedicato anche solo 10 minuti, avrebbero avuto bisogno di 5 giorni senza sosta per poter mettere la seduta. Ma oggi, signori, in Egitto le persone sono state svuotate nelle anime e sono stati ridotti a numeri in un'entità di quella che era la condizione dell'uomo nell'Europa nazista. Non si sono limitati a questo. Tra le 529 persone condannate la prima volta vi erano anche persone morte durante il massacro di Raba al-Adawiya. Altrettanto drammatica è la condizione degli studenti che ormai affollano le carceri. Il futuro dell'Egitto è letteralmente dietro le sbarre e le voci di questi lideri si echeggiano nelle prigioni e giungono fino a noi, svelandoci le aggressioni fisiche e psicologiche che subiscono e le condizioni disumane in cui sono costretti a vivere. Ma ancora una volta non si sono limitati a questo. Il timore che hanno degli studenti li ha portati ad anticipare gli esami di fine anno per poter cerrare una volta per tutte le porte delle università. Ma in tutto questo, dove sono le istituzioni e le grandi organizzazioni? L'obiettivo si è mosso all'istante per condannare la repressione del sangue dei manifestanti di Kiev e per quanto riguarda l'Egitto invece regna il silenzio. Con quale coraggio Ashton, rappresentante dell'Europa, strinse la mano al generale golpista, riconoscendo così un governo illegittimo. E non per ultimo condanniamo anche il silenzio delle istituzioni italiane, quel pericoloso silenzio dietro al quale però si c'erano rapporti economici. Per quale motivo migliaia di morti non sono abbastanza da smuovere il vostro Isla alla giustizia? Sono morti uomini, donne, anziani e bambini.